Buonasera da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. A Palermo è un mistero la morte di un uomo di 73 anni che si era allontanato dal pronto soccorso di Villa Sofia 10 giorni fa prima di una visita. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato al nono piano della stessa struttura, sequestrata la salma. A Mazara del Vallo, tra lacrime e commozione, l'ultimo saluto alla professoressa Maria Cristina Gallo. Era stata la prima a denunciare lo scandalo dei ritardi nei referti oncologici all'ASP di Trapani. Emergono nuove verità sulla morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini che ha perso la vita durante un intervento di rinoplastica a Roma. Secondo il rapporto dei NAS, i soccorsi furono chiamati in ritardo. Da domani disagi sull'autostrada 18 a Messina-Catania per la chiusura delle corsie di sorpasso tra gli svincoli di Giarra e Adacireale. Cantieri aperti fino al 30 ottobre, lavori notturni anche sulla tangenziale di Catania fino al 19 dicembre. Catania e la bonifica a metà del torrente Forcile, il famoso tappo, preoccupa gli abitanti di Santa Maria Goretti che temono allagamenti. Per il calcio, vittoria netta del Catania sul campo del Giuliano, il tris rosso-azzurro è firmato da Lunetta, Forte e Jimenez. Per Toscano la forza della sua squadra è il gruppo. In Lega Pro domani in campo Trapani e Siracusa, Granate in trasferta contro la Cavese, mentre gli azzurri sfidano il Sorrento in casa. Buonasera, bentrovati. È il momento dunque della cronaca per cominciare. Un mistero a Palermo sulla morte di un uomo di 73 anni che si era allontanato dal pronto soccorso di Villa Sofia 10 giorni fa prima di una visita. L'uomo è stato ritrovato al nono piano della stessa struttura ed è stata sequestrata dai carabinieri la salma. È avvolta dal mistero la morte di Giovanni Cuvello, l'anziano sparito dal pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo e trovato ieri morto in una stanza al nono piano del nosocomio. L'uomo risultava scomparso dal tardo pomeriggio di martedì 30 settembre. Giovanni Cuvello era stato portato al pronto soccorso dopo aver accusato un malore, ma prima di essere visitato si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce. A distanza di 10 giorni il corpo senza vita del pensionato è stato ritrovato in un reparto al nono piano dello stesso ospedale. La salma dell'uomo è stata sequestrata. I carabinieri stanno indagando per accertare cosa sia successo e come mai l'anziano sia stato trovato senza vita in un locale tecnico. I familiari nel frattempo chiedono chiarezza. Nostro fratello, dicono, è stato trovato ieri pomeriggio, non ci sarebbero state altre tracce della sua presenza. La stanza era pulita. Com'è possibile se è rimasto lì 10 giorni? Abbiamo presentato querela contro i responsabili del pronto soccorso. I carabinieri, oltre alla salma, hanno sequestrato anche le cartelle cliniche e dovranno acquisire, come richiesto nella querela, i video all'interno dell'ospedale per cercare di ricostruire gli spostamenti di Cuvello. È una giovane di 21 anni è caduta dagli scogli da un'altezza di 8 metri a Cefalù. È stata soccorsa dai vigili del fuoco, poi affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale Giglio in codice rosso. Le condizioni sono gravi per i diversi traumi provocati dalla caduta. Adesso andiamo a Mazara del Vallo. Oggi l'ultimo saluto, commosso saluto alla professoressa Maria Cristina Gallo, che è morta per tumore. Aveva denunciato i ritardi nella consegna dei referti da parte dell'ASP di Trapani. Sentiamo il servizio di Laura Spanò. Mazara del Vallo stamane si è fermato unendosi con il cuore alla famiglia di Maria Cristina Gallo, la docente che coraggiosamente ha denunciato le storture subite dal sistema sanitario. Il ritardo di 8 mesi nella consegna dei referti su un tumore non le ha permesso di curarsi in tempo, un ritardo che, come accaduto, l'avrebbe presto condotta alla morte. Una cattedrale gremita si è unita idealmente alla famiglia per farla sentire meno sola in un momento di così grande dolore. Al marito Giorgio Tranchida, ai 2 figli, alla mamma di Maria Cristina, al fratello e la sorella, presenti anche i sindaci di Mazara, Salvatore Quinci, e di Campobello, Giuseppe Castiglione. Maria Cristina ha vissuto la sua vita spargendo semi col desiderio che diventassero alberi, ha sparso semi di speranza, di vita, di cura in tutti i campi, dalla famiglia al sociale. Così il vescovo Angelo Giordanella all'inizio delle esequie. La malattia che ha segnato e cambiato la sua vita è diventata anche un simbolo di battaglia per molti. La sua lotta si è fatta battaglia civile, ha detto nell'omelia Don Giacinto Leone, padre
spirituale di Maria Cristina. Toccante poi il messaggio di Vincenzo, il figlio 25enne della docente. Mamma, spero che quello che hai denunciato sia segno di una svolta in Sicilia. La tua battaglia servirà per tanti altri che hanno vissuto e vivono la tua stessa condizione. Tu hai scelto di infondere speranza, fede e lo hai dimostrato fino alla fine. Guidavi tutti noi, ci proteggevi, la tua forza era contagiosa. Grazie di aver vissuto l'amore e la speranza. E a Favara proseguono senza soste le ricerche di Marianna Bello, scomparsa dopo il nubifragio dello scorso 1° ottobre. Le operazioni sono state prorogate sino a lunedì e lunedì torneranno in azione i cani molecolari dei Carabinieri. Le ricerche di Marianna Bello non si fermano. A Favara si continua a scavare e a cercare senza sosta. Le operazioni sono state prorogate. Altri giorni di lavoro per tentare di ritrovare il corpo della donna scomparsa lo scorso 1° ottobre, dopo il violento nubifragio che ha colpito la città. Vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile stanno controllando pozzetti, vasche e campagne attorno al centro abitato. Una ricerca capillare, difficile, che non lascia spazio all'improvvisazione. Siamo tutti impegnati nelle ricerche, nell'ambito anche dei servizi di sicurezza che stiamo approntando per permettere che le ricerche continuino in serenità, se di serenità si può parlare, dato lo stato di ansia che la situazione comunque procura. Stiamo parlando di una giovane donna, una madre di 3 figli, perciò una situazione che comunque ha colpito e continua a colpire questa città. Intanto i cani molecolari dei Carabinieri di Firenze torneranno in azione lunedì. 2 pastori tedeschi specializzati nella ricerca di resti umani che potrebbero offrire nuovi elementi utili alle indagini. Le ricerche continuano, ogni ora può essere decisiva per fare luce sulla scomparsa di Marianna e dare una risposta alla città e ai suoi familiari. Adesso torniamo ad occuparci della morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini, che ha perso la vita durante un intervento di rinoplastica a Roma. Ci sono delle novità che arrivano dai NAS che hanno effettuato dei rilievi. Secondo questi risultati i soccorsi furono chiamati con mezz'ora di ritardo. Lorena Dolci. Oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione invece di chiamare i soccorsi. C'è anche questo dietro la morte di Margaret Spada, la giovane di Lentini che ha perso la vita durante un intervento di rinoplastica a Roma il 4 novembre scorso. Un tempo infinito per chi è in arresto cardiaco. Sono le accuse contenute nella relazione dei NAS nei confronti dei 2 indagati, i medici Procopio, padre e figlio. Il PM ha chiesto l'arresto per il padre, titolare dello studio, e per entrambi la sospensione dell'attività medica. Il GIP deciderà nei prossimi giorni. I carabinieri hanno ricostruito i tempi del ritardo fatale partendo dalla foto scattata col cellulare in sala operatoria dal fidanzato della 22enne in cui si vede Margaret già priva di sensi, passando poi dal tabulato delle chiamate al 112 e al 118. In quella mezz'ora non è stato usato il defibrillatore, che peraltro aveva le pile scariche, ed è stato invece praticato un massaggio cardiaco. A complicare la situazione la circostanza che alla ragazza non era stato detto di restare a digiuno e quando ha perso i sensi è rimasta soffocata dal rigurgito. I Procopio si sono difesi sostenendo che i loro tentativi di rianimazione non sono stati inefficaci, altrimenti Margaret sarebbe morta subito e non nelle ore successive, e puntano il dito anche sulla scoperta di una patologia cardiaca a loro ignota. Dopo il clamore suscitato dal caso, i Procopio continuano ad operare in Albania. Altri 5 esponenti del clan Scalisi di Adrano sono finiti in carcere nella prosecuzione dell'operazione Primus che nei giorni scorsi aveva portato a 14 arresti e a 10 fermi. L'accusa a vario titolo è di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione e porto d'armi. Adesso andiamo a Palermo, c'è un nuovo pentito, il presunto boss di Brancaccio si pente e ammette le proprie responsabilità. Voglio solo cambiare vita. Sentiamo Tonino De Mana. Voglio cambiare vita e non voglio avere a che fare con la criminalità organizzata. Non sono le frasi di una persona qualsiasi in crisi di identità, ma quelle di Vincenzo Petrocciani, 43 anni, presunto mafioso di Brancaccio che da 2 mesi collabora con i magistrati. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità in videocollegamento davanti ai giudici della Corte d'Appello di Palermo che lo stanno giudicando insieme ad altri 29 imputati. In primo grado Petrocciani, condannato a 11 anni per droga nel processo nato dall'inchiesta Stirpe del 2022, è sotto protezione. Il PG di Palermo ha chiesto ai
ai giudici che gli vengano riconosciute le attenuanti generiche e non ancora quelle speciali previste per i collaboratori di giustizia. Petrocciani, che non è mai stato condannato per mafia, conoscerebbe bene le rotte della droga e i nomi dei mafiosi coinvolti nel business legato allo spaccio degli stupefacenti. È stato in affari con il boss di Brancaccio Antonino Lonigro, creando, secondo gli inquirenti, un canale di rifornimento stabile per la cocaina proprio dalla Calabria. La sua missione di colpevolezza apre ora nuovi scenari. E adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di viabilità. Sono ultimi giorni di tregua per gli automobilisti che percorrono l'autostrada 18 e anche la tangenziale di Catania. Da lunedì partiranno nuovi lavori, si prevedono già disagi, lunghe code. Emanuela Corsi. Disagi in arrivo da lunedì sull'autostrada A18 Messina-Catania tra gli svincoli di Giarre e Acireale, dove dal 13 al 30 ottobre saranno chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni per lavori di riqualificazione dello spartitraffico. Dopo la tregua estiva per automobilisti e pendolari torna l'incubo dei cantieri e delle code chilometriche. In caso di traffico intenso il percorso alternativo consigliato è la strada statale 114, che nei giorni feriali rischia però di trasformarsi in un imbuto. In ogni caso sui pannelli all'ingresso degli svincoli e lungo la tratta autostradale gli utenti saranno informati sulla viabilità. Sempre da lunedì fino però al 19 dicembre limitazioni al transito anche sulla tangenziale di Catania, dove i cantieri vanno avanti da mesi. In questo caso per limitare i disagi i lavori verranno eseguiti dalle 9 di sera alle 6 del mattino. Limitazioni anche sull'autostrada Catania-Siracusa fino a venerdì 21 novembre dalle 8:30 alle 18 per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici. Da lunedì insomma si prevedono settimane di passione e polemiche per chi si sposterà sulle strade e soprattutto sulle autostrade della Sicilia orientale. Siamo adesso alla politica regionale, è un weekend di trattative per ritrovare la pace nella maggioranza di centrodestra in Sicilia, in attesa del vertice di maggioranza che è stato convocato per lunedì. Ci sono in azione i mediatori e sullo sfondo anche la possibilità di un rimpasto in giunta. Manlio Viola. Potrebbe passare attraverso un rimpasto in giunta, del quale in realtà si parla da mesi, il percorso alla ricerca della tregua all'interno del centrodestra siciliano. Passati ormai 2 giorni dalla fine del giovedì nero, durante il quale il governo è stato battuto da pezzi importanti della sua stessa maggioranza, ben 17 volte in aula, sono adesso entrati in azione i mediatori. Si tratta di ricucire una coalizione ormai spaccata in due, da una parte Fratelli d'Italia, Autonomisti e Cateno De Luca, che per quanto parli di appoggio esterno ormai di questa maggioranza è parte integrante, dall'altra parte DC, Lega e Forza Italia, anche se dentro gli azzurri sono sicuramente stati numerosi i franchi tiratori anche in questa occasione. In prima analisi bisogna far tornare a parlare Schifani con Galvagno. Fra i presidenti è calato il gelo, nonostante Galvagno ieri in un lungo post abbia negato tensioni col presidente della regione, rinnovando stima e affetto. Poi bisogna trovare equilibrio nella guerra interna fra Fratelli d'Italia e Lega, che è il vero nodo interno alla coalizione. Infine c'è da risolvere la questione Grande Sicilia, con gli alleati che accusano gli autonomisti di giocare su più tavoli, federati con Forza Italia, da un'altra parte con Fratelli d'Italia, nei territori dove serve anche con le opposizioni. Per cominciare lunedì si pensa di azzerare gli assessori tecnici e dar vita a una giunta interamente politica per questo ultimo anno e mezzo preelettorale. Significherebbe salutare il contestato assessore all'economia Alessandro Dagnino, ma anche l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni. Non si tratta di una cosa semplice, trovare la quadra sarà un lavoro lungo e complesso, non certo da chiudere nel semplice vertice di maggioranza convocato per lunedì alle 12 a Palazzo d'Orleans. E adesso per noi c'è una breve sosta, torniamo con le altre notizie fra pochissimo. Siamo di nuovo in studio adesso a Catania per parlare della bonifica a metà del torrente Forcile. Il famoso tappo preoccupa gli abitanti di Santa Maria Goretti che temono allagamenti. Vediamo il servizio di Tonino De Mana. A giudicare dalle immagini, gli abitanti di Santa Maria Goretti possono tirare un sospiro di sollievo. Il torrente Forcile è stato ripulito e il rischio esondazione sembra limitato. Tutto ok? Neanche per idea, visto che l'intervento di pulizia dell'alveo è stato effettuato solo nella parte visibile, probabilmente quella facilmente raggiungibile dai mezzi meccanici.
Il resto è quello che vedete. Più si va a monte, più aumenta la vegetazione incolta, con le canne che praticamente ostruiscono il corso d'acqua, rendendolo invisibile. In questo punto, a meno di 5 metri dal muro perimetrale della scuola primaria Rita Atria, il pericolo è evidente ed è altrettanto evidente che la zona necessita di un intervento serio, urgente e risolutivo. Ad onor di cronaca, in questa improvvisata spianata di terra riportata, qualcuno è intervenuto, ma solo per togliere questi materassi finiti nel letto del Forcile. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005, richieste di aiuto e messaggi di indignazione da parte dei residenti del villaggio che si sentono presi in giro per una bonifica ritenuta farsa. Noi lasciamo alla vostra immaginazione cosa potrà realmente accadere in caso di un nubifragio. Dal Forcile all'Acquicella siamo all'altezza di Faro Biscari ed anche qui l'intervento sembra fatto a metà. Basta osservare con attenzione per avere conferme. Di sicuro dal torrente, oltre alla vegetazione, è stato rimosso di tutto con decine di pneumatici accatastati ai margini della strada in attesa che una ditta specializzata li possa smaltire. Intanto, dopo la pulizia, seppur approssimativa, qualcuno ha pensato bene di sbarazzarsi di alcune sedie in plastica. Indovinate dove sono state gettate? Nel torrente, naturalmente. Adesso ci occupiamo d'altro, siamo alle giornate FAI d'autunno, il grande evento nazionale che oggi e domani aprirà al pubblico luoghi straordinari, spesso inaccessibili durante l'anno, che vengono raccontati dai volontari del FAI, anche dagli studenti apprendisti ciceroni. Noi siamo andati a Catania per mostrarvi una vera chicca nazionale che si trova all'interno del Giardino Bellini e che non tutti conoscono. Si tratta del criptoportico. C'è un luogo antico e sconosciuto all'interno del Giardino Bellini di Catania e oggi il Fondo Ambiente Italiano lo apre per la prima volta al grande pubblico, un labirinto segreto che rappresenta il nucleo originario del giardino e che prende il nome, sin dalla fine del 1600, dall'impianto a croce col quale erano disposte le piante. Si chiama criptoportico e per accedere bisogna scendere queste scale che conducono ad un labirinto sotterraneo. Quello che vedete è un gioiello nazionale che il FAI Catania, dopo oltre un anno di pulizia straordinaria da parte del comune, riapre con grande orgoglio. Siamo all'interno del criptoportico, ovvero quello che storicamente è definito il labirinto di Ignazio Paternò Castello, quinto principe di Biscari. Un luogo straordinario che ci racconta la storia e le storie di Catania. In particolare questo sito è legato alla sua dimora da caccia. A metà del Settecento il principe Ignazio Paternò Castello, secondo la moda del tempo, realizzò un labirinto carico di suggestioni filosofiche, creando un dedalo intricato di percorsi realizzati tramite fitti filari, per lo più di cipressi, mirti, siepi, arricchiti da fontane, cascate e ponticelli. È in linea con esempi come quello di Boboli, antecedente per cronologia, o come quelli presenti alla Reggia di Caserta. E poi si attraversa una piccola apertura del labirinto e dove si arriva? Si arriva all'occhio del labirinto. Tutta questa zona era usata come volario, quindi conteneva uccelli, pavoni. Oggi e domani il FAI apre tantissimi tesori in tutta la Sicilia. Quest'anno abbiamo 21 siti aperti tra tutta Catania e la provincia, insieme al supporto del gruppo Jar Riposto, della delegazione Etna Nord, della delegazione Terre del Calatino e della delegazione di Acireale. Per noi c'è una breve sosta, un'altra breve sosta, poi lo sport con la vittoria del Catania sul campo del Giuliano e la voce anche del tecnico toscano, ma parleremo anche delle altre siciliane di CIA fra pochissimo. Siamo allo sport, al calcio in particolare. Il Catania è tornato alla vittoria in trasferta, si è imposto 3-0 sul campo del Giuliano, le reti nel primo tempo di Lunetta e poi ancora di Forte. Nella ripresa il tris è stato completato da Jimenez, un Catania che ha dato l'impressione di aver meritato il successo e aver ritrovato a tratti anche il bel gioco. Vediamo e sentiamo il servizio di Marco Carli.
3 gol e adesso il pensiero alla prossima, la Salernitana. Il Catania domina il primo tempo di Giuliano e porta a casa un 3-0 rotondo che apre al meglio la strada al doppio confronto interno contro la squadra dell'ex inglese e il Benevento. Un passo alla volta e quello di Giuliano è stato deciso. Toscano inserisce di nuovo forte dal primo minuto e sposta Lunetta con Ciccerelli sulla tre quarti. Davanti a tanti tifosi rossazzurri l'avvio è lanciato, Lunetta riceve palla sulla destra, si accentra e lascia partire un tiro a giro che va ad infilarsi nell'angolo opposto. Il portiere campano russo non accenna nemmeno all'intervento. Per Lunetta è il 6° gol stagionale. I rossazzurri avrebbero subito la palla per indirizzare definitivamente il match, ma Forte si presenta davanti al russo che para la conclusione dell'attaccante. Si poteva fare meglio, ma la punta avrà modo di rifarsi. Del Giuliano nessuna traccia, se non una conclusione di Esposito respinta da Dini. Il Catania controlla e riparte. Forte sfrutta l'opportunità, è bravo a saltare con un controllo i difensori avversari e a concludere con precisione alle spalle di Russo. 0-2, terzo gol in campionato per lo Squalo che mette così in discesa la partita del Catania. Nel frattempo si era fermato per infortunio Ciccerelli, rilevato da Stoppa. Nella ripresa Cudini inserisce Balde, soprattutto Borello che crea maggiori problemi alla difesa etnea. Il Catania abbassa il baricentro ma non rischia fino alla conclusione di De Rosa che si stampa sul palo e esce facendo concretizzare il 7° clean sheet su 9 partite del Catania. Entra anche Caturano ma diventano protagonisti Stoppa e Jimenez. Il primo chiede un rigore per un intervento di Prezioso e poi quasi a fine gara conclude con un gran tiro sul palo. Il più lesto ad arrivare sul pallone è proprio Jimenez che mette in rete il gol dello 0-3. I rossazzurri hanno anche la possibilità di segnare il poker con Raimo prima del fischio finale. Toscano applaude i tifosi che intonano cori per la squadra. La Salernitana è avvisata, questo Catania comincia anche a divertirsi. E allora sentiamolo il tecnico del Catania Mimmo Toscano al termine del match. Oggi per la prima volta dopo tanto tempo parlavo alla squadra prima della partita. Ho visto tutti presenti e questa è una bella notizia, dove ti puoi giocare tutte le tue frecce nell'arco che sono tante, perché ci sarà bisogno di tutti. La scorsa settimana non è entrato Stoppa, è entrato d'ausilio, è entrato bene. Questa settimana è entrato Stoppa, ha fatto bene, magari non c'è stata la possibilità di far entrare d'ausilio. Questo deve essere lo spirito, i ragazzi lo devono sapere perché tutti hanno le qualità per poter determinare, a prescindere se sia dal primo minuto, per 10 minuti, per 45 minuti, perché la forza del Catania dovrà essere questa. Era importante venire qua in un campo difficile, un campo sintetico dove tante squadre hanno sofferto, fare una partita del genere, vincere in modo netto, anche se ci sono ancora fasi della partita dove dobbiamo fare qualcosa in più. I ragazzi lo sanno e ripeto, quando dico le cose io è perché le condividiamo. Se vogliamo crescere dobbiamo analizzare quei momenti della gara dove possiamo fare molto meglio. Adesso ci occupiamo di Trapani e Siracusa che cercano riscatto. Domani il Trapani va sul campo della Cavese, mentre invece il Siracusa ospita il Sorrento. Cercasi vittoria per Trapani e Siracusa. La squadra di Aronica non conquista i 3 punti da 28 giorni, dal 2-0 contro la Casertana dello scorso 14 settembre. Quella di Turati ha vinto una sola volta contro il Potenza in 8 giornate. I due tecnici non sembrano a rischio esonero, ma le prossime partite daranno maggiori indicazioni. Domenica si giocano Cavese Trapani e Siracusa Sorrento, doppia sfida con la bassa classifica a fare da protagonista. Il Trapani ha gli stessi punti, 5 di una Cavese rinforzata dall'arrivo del difensore Luciani, ma che ha vinto una sola partita ed è in crisi di risultati. Con gli infortuni a condizionare questa fase della stagione, Aronica potrà sciogliere gli ultimi dubbi della formazione soltanto nell'immediata vigilia dopo un confronto con lo staff sanitario. Ancora assente Nicoli, Salines e Fischnaller recuperati, panchina per Vasquez. A Siracusa c'è grande attesa per la sfida salvezza contro il Sorrento. Il momento è delicato, il futuro in bilico e passa anche dal risultato della gara del De Simone. La tifoseria fa quadrato con la squadra, la società per il momento blinda Turati. Il tecnico pensa a Molina prima punta, Zanini al posto di Job, Bonacchi per Sciapola, impegnato con la Lituania insieme a Gudelevicius, torna disponibile Guadagni. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata.